Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli, oggi 22 gennaio. Buonasera cari amici. Allora, 22 gennaio, vedremo cosa dice il santo. Partiamo dal santo perché è ancora un santo difficile. Allora, ancora San Vincenzo, 27 gennaio, San Vincenzo de Saragozza. Vabbè, eccolo qua, guarda che bella questa icona. San Vincenzo de Saragozza. Vediamo un po' cosa dice qua, chi l'ha fatta questa icona. Martirio di San Vincenzo, anonimo spagnolo, XV secolo, Madrid al Prado. Va bene, se passeda dal Prado, eccola qua. Va bene, allora ve leggo un pochetto. San Vincenzo a Saragozza, diacono e martire del IV secolo. Vincenzo è nato in Spagna a Uresca, le diventa il piassè affidabile collaboratore del vescovo Valerio di Saragozza e dopo le sta martirizzà in sta città durante le feroci persecuzioni di Diocleziano, perpetrate in terra spagnola dal governatore Daciano del 304. Viene rappresentata con gli abiti del diacono dalmatica e stola indossata di traverso e con la palma del martirio. Lei è il protettore dei vinai. Il nome deriva dal latino e significa vittorioso e quindi poi si rifà a Vicenza, Vicenza, Vincenta. Ah, allora non altri lo confondete fino a con San Vincenzo de Paoli, una digressione, eccolo qua. Il 27 di settembre si festeggia San Vincenzo de Paoli, va bene? Allora San Vincenzo de Paoli, protettore delle società caritatevoli, delle innumerevoli società di San Vincenzo non si conta, perché poi abbiamo avuto questo qui pro quo che mi ho fatto questa tavola sul lunario della Serenissima, come vedi che la chiesa è San Vincenzo. Fino ad oggi credeva che fosse un solo San Vincenzo, invece adesso ne è due e sembra che questa non si intitola San Vincenzo de Paoli ma San Vincenzo a Saragozza. Però quando mi l'ho studiato credo di aver trovato anche dei riferimenti di San Vincenzo de Paoli, ma per adesso non ho ritrovato la fonte, ma spero di ritrovarla. Comunque San Vincenzo de Paoli, quello del 27 di settembre, aveva sicuramente dei rapporti con Vicenza, dice qua. Vediamo in quest'altra parte. È morto a Parigi, va bene, adesso andiamo fuori dal seminato. Ecco, quindi anche questi argomenti principali. Poi cosa che abbiamo da raccontare della giornata odierna? Abbiamo nuovi poeti, nuovi scrittori, abbiamo un po' di notizie del giorno, vedremo se le si trova facilmente. Dunque, allora riprendiamo la nostra tradizione delle news Google. Va bene? Allora qua è sempre tutti i titoli su questa tempesta in un bicchiere d'acqua, perché noi vediamo, come diceva quello là,
Vediamo le gambette del teatro, ma non vediamo mia quello che sta dietro. Cuffaro 4 ore in chiesa, poi in cella. Chiedo la Madonna delle prime sbarre, l'ultimo giorno da uomo libero. Totò Cuffaro, l'ex governatore della Sicilia, l'ha passato raccolto in preghiera nella basilica della Minerva nel centro di Roma. Ormai ex senatore, ha passato la mattina in attesa, condannato a 7 anni. Approfondiremo. Boh. Esteri invece, ecco, in Albania arriva notizia insomma, Albania è un paese diviso e in armi che ora guarda alla rivoluzione. Albania, guerriglia tirana, 3 morti, 50 feriti. Albania, non cederemo a violenza. Altro fronte caldo, Algeria, ministero, 19 feriti e 9 arresti. E poi una delusione Aston nucleare in Iran. Teheran no alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, nulla di fatto i colloqui 5+1 in Iran. Va bene. Gheddafi entra in Finmeccanica, il livice il 2%, gli USA in allarme, sapevamo che si aveva già preso Unicredit e oggi il paese nordafricano è il primo azionista di Unicredit e dà una quota in Eni. L'asse Roma-Tripoli coinvolge anche gli altri Ansaldo, STS, Augusta, Milano. Va bene? E questa è un'altra notizia importante. Mi direi che potevo fermarsi qua, stasera abbiamo fatto anche massa. Ringraziamo tutti e auguriamo una pace e bene a tutti.